Cari amici, buona giornata a tutti. Siamo a Villa Vicentina, mattinata un po' giusetta, freschetto, qualche nuvoletta, ma per il resto tutto bene. L'affluenza è molto alta, questo ci rallegra tutti. Le temperature non sono più quelle estive, d'altronde l'estivo non l'abbiamo visto, se non per qualche giorno. Io vi auguro una buona passeggiata a tutti e vi lascerò in compagnia a uno dei responsabili della manifestazione, il quale vi farà da supporto per tutte le belle località che andrete a visitare. Quindi buon divertimento a tutti e buona giornata. Ciao amici, cari amici, siamo qui al primo ristoro della Marcialonga Camminando Insieme e adesso vorremmo chiedere un po' delle interviste, sentire dei pareri anche dei nostri marciatori. Eccoci qua, sentiamo adesso le prime opinioni dei ragazzi e tutti quanti. Da dove venite? Da Fogliano. Da Fogliano. Come avete trovato il percorso fino qua? Bene, dai. No, è bellissimo però. Da dove viene? Da qui vicino, Staranzano, abbastanza vicino insomma. Staranzano, è la prima volta che vieni qua a Villa Vicentina? No, la seconda, è già anche l'altra anno, era trovata bella e sono venuto volentieri. Da dove venite? Da Gorizia. Com'è stata la Marcialonga fino adesso? No, è molto bella, questo parco è molto bello, ci piace. Grazie, il ristoro come l'avete trovato? Benissimo. Fornito. Siete la prima volta che venite qui a Villa Vicentina? Sì, è la prima volta che vivo a Vicentina. Quindi vi aspettiamo per il prossimo Per il anno? prossimo, Sicuramente. infatti. Mille grazie. Prego. Grazie. Benvenuti al Parco di Villa Chiozza, in questa magnifica cornice tra alberi storici e un bel tuffo nella natura. 3 chilometri della nostra Marcialonga hanno avuto la fortuna e la possibilità di entrare in questo magnifico parco. Ma chi meglio per poter descrivere questo parco se non Antonio, il custode di questo magnifico parco? Allora, ho intanto l'onore e il piacere di custodire questo parco ormai da parecchi anni. E diciamo che il parco ha tutta una sua storia, no? Che parte dal fine 700, arrivando fino ai giorni nostri, acquistata dai Kerker nell'800, successivamente è stata donata ai Chiozza e Luigi Chiozza era un ingegnere chimico che ha studiato in Francia assieme al Pasteur e qua si è stabilito. Luigi Chiozza aveva anche la passione del verde e ha costruito questo parco. Questo parco risale 1860, però delle piante sicuramente erano anche precedenti, perché ci sono delle piante sicuramente che hanno almeno 250-300 anni, dalle querce a certi lecci e a certe situazioni. La proprietà oggi come oggi è della regione. In questo momento, ormai da 4 anni, si trova la sede principale di turismo
di turismo FVG. E il parco è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Un grazie proprio dalla voce di Antonio, il custode, che con la sua passione porta avanti tutto quello che i marciatori di oggi hanno potuto vedere. Antonio, detto Tony per gli amici, ma soprattutto la Proloco ringrazia enormemente l'Ente Friuli Venezia Giulia per la possibilità di aver potuto visitare questo parco e spera anche per il prossimo anno. La direzione e la direzione ovviamente, tutti quanti che ci hanno permesso di poter visitare questo parco. Il secondo ristoro della Marcialonga, siamo qui con un partecipante. Da dove viene? Sono qua da Cervignano, sono vicino, ma ben volentieri sono venuto per ripercorrere i percorsi e i campi e le ville per vedere. Di solito siamo qui, però non le vediamo mai, no? Perché siamo solo di fretta. Andiamo sul tecnico, come era segnalata? Per quanto riguarda il percorso niente da obiettare, ben segnalato sia come frecce che come chilometraggi, protezione civile agli incroci, perciò più di così. Io sono un abitué la domenica. E i ristori com'erano? Ben forniti, la gente è molto gentile, chi è dietro il tavolino, perciò guardi, complimenti a voi. Facciamo anche un excursus sulle due del ristoro, vicino per un saluto per Telefriuli. Non può. Eccoci nel Parco Iakia, cornice della nostra nona edizione di Camminando Insieme, della Marcialonga che siamo qui oggi a descrivervi. E siamo molto contenti e onorati anche quest'anno di poter entrare in questo favoloso parco, in questa villa, la Villa Iakia, proprietà della famiglia Iakia. Siamo qui con la signora Piani che adesso ci descriverà il luogo. Buongiorno a tutti, io ringrazio innanzitutto la Proloco di Villa Vicentina che mi ha permesso di far visitare parte di parco autoctono, in quel caso, di una trentina di piante locali, e questa è una dimora della famiglia di mio marito da più di 200 anni. La famiglia Iakia ha origini triestine, è arrivata qui alla fine dell'Ottocento e la famiglia Morpurgo ha portato in dote una parte di immobile ed è iniziata l'azienda agricola. Questa azienda agricola localmente è stata molto importante, era la 16ª azienda d'Italia e fra poco potrete vedere alcune immagini proprio della testimonianza di questi locali, sia interni che del parco. Il parco è centenario, stiamo facendo anche un parco di 30 piante autoctone per un domani fare una didattica e anche a livello turistico. Questo è un viale dei Carpani molto interessante perché l'ha fatto il nonno di mio marito nel 1908 ed è in fondo, al posto di mettere una statua come nelle ville venete, ha voluto mantenere la ruralità di questo posto con un pioppo bianco, attualmente secolare. Poi ci sono gli avi di mio marito, sono i capostipiti, in questa sala della carrozza dove sono le attuali carrozze che viaggiavano, e tutto ciò che è appeso in questa sala sono tutti i ricordi sia della famiglia che dell'azienda agricola. La cantina attualmente non produce più vino, ma l'abbiamo trasformata per gli eventi, quindi dalla cena aziendale al meeting, al matrimonio, e abbiamo anche 5 camere con prima colazione. Tutto questo, l'ospitalità si sa che è un'ospitalità molto particolare, è un tuffo nel passato di almeno 100 anni.
Quindi da questa magnifica cornice della tenuta e parco Iakia un grosso ringraziamento che noi come Proloco facciamo alla vostra famiglia, un grazie, la ringrazio moltissimo e a voi adesso ci vedremo sui prossimi punti del percorso.